Artigianato artistico da record a Pellestrina, oltre 368.000 metri di filo, 9.200 ore di lavoro, 386 persone insieme per realizzare un merletto lungo quasi mezzo chilometro. Lo hanno voluto gli isolani, che sono stati aiutati da persone di tutta Italia e non solo, allo scopo di salvaguardare e propagandare quei merletti al tombolo che sono vere e proprie opere d'arte. Arrivando a Pellestrina dalla laguna si vede una lunghissima striscia di stoffa nera, circa mezzo chilometro. Scendendo a terra la sorpresa. Le donne e gli uomini di Pellestrina hanno intrecciato quasi 370.000 metri di filo per un merletto lungo 435 metri. Casette dell'isola, e questo è il municipio di Pellestrina. E questa è la chiesa di tutti, è quella della Madonna, il tempio della Madonna dell'Apparizione. Hanno lavorato 386 persone in 9.200 ore, con 4.632 fuselli. Un lavoro che è durato 270 giorni. Quanti rocchetti ha? Questi sono 110. Ma non si annodano? No, anzi. A 5 anni ha cominciato? Sì. Pure lei? Sì. Ma le piace ancora? Sì, sì. Sì, mi piace lavorare. Ma si è fatta anche il corredo, le lenzuola? Per ir a casa, a me e ai miei ragazzi. Nelle lenzuola, nelle pedere, sulle tovaglie. Un record per Pellestrina e 2 giorni di festa, con regate e giochi in piazza, per questo gioiellino incastonato nella laguna. Un modo per mantenere e tramandare un'arte affascinante, tanto che bambini e bambine delle scuole elementari hanno intrecciato 43 metri di merletto. Un progetto della Città dell'Arte di Michelangelo Pistoletto, che ha coinvolto uomini e donne non solo dell'isola, ma del resto d'Italia e della Spagna.